Buongiorno Sindaco, dottor Buongiorno a Settimo voi. Nizzi, grazie per questa giornata, una collaborazione col Comune di Olbia e l'Università di Cagliari che prosegue, continua all'insegna dell'impresa, della didattica, della formazione con questo Noi, nuovo corso di laurea. noi siamo assolutamente felici. Quando l'anno scorso iniziammo i primi passi e ci incontrammo per verificare questa possibilità, ci fu subito feeling e riuscimmo in tempi brevi a creare le condizioni perché questo avvenisse. Io ringrazio e non smetterò mai di ringraziare il magnifico rettore Mola, così come il direttore generale, il dottor Aldo Urru, che hanno in maniera concreta e fattiva messo le basi perché si riuscisse a partire e soprattutto concretamente riuscissimo a vedere i ragazzi seduti nei tavoli dell'aula delle lezioni del primo anno del corso di ingegneria navale. Quanto è importante per il territorio di Olbia la presenza dell'Università di Cagliari, Sindaco? È importantissimo. Noi abbiamo modificato il nostro modo di pensare così come la stessa Università di Cagliari ha modificato il proprio modo di essere e di pensare perché quando si guarda soltanto troppo vicino al proprio sito di interesse ci si accorge che ci sono ampie possibilità di far studiare i nostri ragazzi che altrimenti non sarebbe possibile. Quando, così come in questo caso, la Sardegna continua ad essere l'isola o il sito con la maggior dispersione scolastica in Italia e in Europa e forse anche nel mondo, vuol dire che qualcosa dobbiamo fare noi come istituzioni. Questa è una delle tante iniziative, far studiare 50 ragazzi che possono diventare ingegneri nel giro di 3 anni e poi possano fare la specialità e possano prendere la strada per iniziare a progettare e far camminare sull'acqua un mezzo, io penso che possa essere una buona cosa. Grazie Sindaco, Grazie a voi. Buonasera dottor Carta, Presidente del Consorzio Uniolbia, grazie per essere qui con noi oggi. Oggi parliamo non solo di Blue Economy, abbiamo presentato anche il corso di ingegneria navale in collaborazione con l'Università di Cagliari, un rapporto con voi di Uniolbia che comunque si consolida con queste iniziative. Si è già consolidato, è un rapporto molto proficuo, è iniziato praticamente un anno fa, ma in un anno abbiamo fatto un lungo percorso che ci ha portato a un traguardo molto importante, che è appunto questa prima offerta formativa del corso di laurea di ingegneria navale. Abbiamo lavorato molto intensamente, sia le strutture dell'Università di Cagliari, sia la struttura di Uniolbia, l'amministrazione comunale, e abbiamo raggiunto un traguardo molto importante che non era affatto scontato. Grazie dottor Carta.